La reliquia della Santa Croce è custodita nel Museo Diocesano e tutti gli anni, nei giorni del Triduo e il giorno dell'esaltazione della Croce, la esponiamo per la pubblica venerazione. Sono 3 pezzi della Croce di Gesù incastonati nella croce pettorale di Papa Innocenzo IV. La reliquia viene poi venerata e baciata alla fine di ogni celebrazione. Veniamo al giorno della festa, il 14 settembre, quali sono i 2 momenti principali? Anche qui il momento principale è sicuramente la celebrazione dell'Eucarestia. Alle ore 19 sarà con noi il vicario generale della diocesi di Chiavari, Don Stefano Mazzini. Dalle ore 15 sarà possibile per chi desidera confessarsi, ci saranno dei confessori a disposizione delle persone e alle 18 ci troviamo tutti sul sagrato della Basilica dei Fieschi. Sarà con noi l'architetto Osvaldo Garbarino. Abbiamo chiamato così questa iniziativa Guida alla Basilica dei Fieschi perché è un monumento forse ancora sconosciuto tutto sommato. Osvaldo Garbarino ci guiderà in un percorso sia spirituale sia storico. Partiamo alle ore 18 dal sagrato e poi ci guiderà lui agli esterni della Basilica e poi al suo interno. Ancora un passaggio, dopo la messa delle 19 ci sarà un momento particolare, che cosa accadrà? Usciremo dalla chiesa per andare nei locali della casa di accoglienza che abbiamo approntato in 2 anni. Prima abbiamo rifatto il tetto che era crollato e poi abbiamo rifatto gli interni di un appartamento che è proprio situato di fronte alla Basilica. In questo appartamento Don Marcello Botto aveva accolto i profughi del Vietnam, aveva accolto delle persone che venivano dal Sud America. È per questo che la casa sarà intitolata a lui e sarà dedicata all'ospitalità e all'accoglienza delle persone.